E buon pomeriggio dallo stadio Ossola, giornata grigia ma tutto sommato mite, temperatura di 14 gradi. Varese e Sassuolo vanno alla ricerca del pronto riscatto dopo le sconfitte di 7 giorni fa, clamorosa quella interna della capolista contro il Grosseto, pesante in chiave playoff quella del Varese ad Empoli. Il tecnico dei Lombardi Fabrizio Castori ha chiamato a raccolta il pubblico. Voglio una bolgia, ha detto ieri in conferenza stampa l'allenatore biancorosso, pubblico che in realtà ha risposto solo in parte all'appello di Castori perché sugli spalti sono presenti poco più di 4.000 spettatori. La gara di Empoli ha lasciato strascichi in casa Varese perché sono assenti gli squalificati Corti e Martinetti, espulsi al Castellani, assente anche Cone, Neopapà. Torna dopo un mese dall'infortunio Neto Pereira che partirà dalla panchina. Nel Sassuolo c'è il difensore bomber Terranova che recupera il suo posto da titolare. Terranova 9 gol, 7 dei quali su rigore. Formazioni, ci sono delle importanti novità, cominciamo dal Varese, modulo 4-4-2 che prevede davanti al portiere Bressan una linea difensiva formata da Pucino, Trust, Rea e Franco. A centrocampo Ferreira, Pinto, Struna, Filipe, Zecchin e Bagua e Scapuzzi, la coppia in attacco. Risponde il Sassuolo con il tradizionale 4-3-3, Pomini tra i pali, linea difensiva formata da Gazzola, Marzorati, Terranova e Longhi. A centrocampo Bianchi, Magnanelli e Missiroli, in attacco Berardi, Pavoletti e Masucci. Fuori Troianiello che non va nemmeno in panchina. Te Corsini. Ha saltato difensore e portiere. Berardi, il gol del Sassuolo che va in vantaggio esattamente al sesto del primo tempo. Varese 0, Sassuolo 1. Mazzeo, a te. Siamo nel corso dell'11esimo, 1-0 per il Sassuolo sul Varese, dunque la capolista ha già sbloccato il risultato al sesto minuto. Raccontiamo l'azione, ennesimo assist di Missiroli, un'azione tradizionale, quella confezionata dalla formazione di Eusebio Di Francesco con il lancio di Missiroli per il taglio di Berardi, agevolato a dir la verità da un erroraccio da parte di Franco che in pratica di petto ha messo in movimento l'attaccante del Sassuolo, entrato in area di rigore, non si è fatto pregare. Domenico Berardi con il sinistro ha trafitto il portiere del Varese Bressan, ottavo gol in campionato per Domenico Berardi, classe 94, ne sentiremo davvero parlare, già i grandi club della Serie A hanno messo gli occhi su di lui. Colpo di testa di Pavoletti che mette in movimento Masucci, vediamo il taglio di Berardi, servito Longhi sulla destra, parte il cross, scivola Pavoletti, attenzione al colpo di testa e alla rete di Masucci, il raddoppio del Sassuolo esattamente al 44esimo, il colpo di testa beffardo che ha scavalcato Bressan, pallone sotto la traversa, e al 44esimo dunque il Sassuolo si porta sul 2-0 grazie al gol di Gaetano Masucci, il terzo per lui in campionato. Dunque 44 minuti di gioco nel corso del primo tempo, Varese 0, Sassuolo 2, Grosseto. È stato però accorcia le distanze il Varese con Trust al nono minuto della ripresa, colpo di testa vincente, Varese 1, Sassuolo 2. A te. L'Empoli conduce, sì, ma per 2-1 ha accorciato le distanze. Il terzo gol il Sassuolo, repice, scusami, ancora Masucci. Varese 1, Sassuolo 3 all'11esimo della ripresa. Linea a te Francesco Repice. Fuochi d'artificio dunque in questo inizio di ripresa, il Varese non ha avuto nemmeno il tempo di festeggiare il gol che l'aveva rimesso in partita al nono, il colpo di testa del danese Trust, quarto gol per lui in campionato, un colpo di testa perentorio all'interno dell'area di porta sul cross dalla sinistra di Odu Amadi, che indubbiamente ha portato vivacità al gioco offensivo della formazione di Fabrizio Castori. 60 secondi dopo è arrivato il gol, il terzo del Sassuolo, che dunque ha ripristinato due lunghezze di vantaggio. C'è stata un'azione sulla destra come al solito direi, con Berardi che ha messo un pallone basso in mezzo all'area di rigore, intervento sotto porta di Masucci in posizione regolare. Masucci non ha avuto difficoltà ad accompagnare il pallone in fondo alla rete, altro errore colossale direi della difesa del Varese, che ha concesso davvero tantissimo, troppo anzi, a una squadra come il Sassuolo, che lo ricordiamo ha il miglior attacco del campionato in questo momento, 62 gol realizzati, 34 dei quali in trasferta, dunque la metà, più della metà in trasferta. Si infrangono sempre. Brughini, calcio di rigore in favore del Varese ed espulsione di Terranova, dunque Sassuolo in 10 uomini, a tra poco per il tentativo di trasformazione. Sentiamo Varese e poi la pubblicità, vai Barchesi. Giulio Bagua sul dischetto per riaprire nuovamente la partita. Sassuolo in 10 uomini, espulso Terranova e Bagua
contro Pomini con il sinistro, calcerà Giulio Ebagua, parte il tiro, rete, soluzione centrale, pallone basso, Pomini era andato a destra e allora al 19esimo della ripresa il Varese riapre nuovamente la partita, il Sassuolo conduce per 3-2, 13esimo gol in campionato di Ebagua. Te Filippo Corsini, c'è una corner, pallone in area, Pomini miracolo su Trust, ancora una volta il danese si era spinto dalle retrovie, questa volta ha calciato al volo con il sinistro, sembrava davvero a colpo sicuro, miracolo di Pomini. Ancora Varese in attacco, c'è un cross in area di rigore, allontana Troiano, ora il Sassuolo è schiacciato tutto nella propria tre quarti campo, pallone per Odu Amadi, al limite si allarga per ricevere Rea alla conclusione, ma c'è fuori gioco, aveva parato anche questa Pomini. Provercelli 1, Pavoletti, scusa Corsini, gol fantastico di Pavoletti, 4-2 del Sassuolo. A te. dicevamo a Vercelli, Provercelli 1, Lanciano 2 e torniamo pure a Varese. D'accordo Corsini, e dunque un gol nel momento di maggiore sofferenza per il Sassuolo con Pavoletti su cross di Frascatore, entrato in campo pochi istanti fa, è andato a vuoto Trust, Pavoletti è riuscito in qualche modo a controllare il pallone con abilità e portarselo sul sinistro con un tocco d'esterno, ha fatto fuori Bressan, un gol bellissimo, il nono in campionato per l'ex attaccante del Lanciano che con i suoi gol lo scorso anno portò il Lanciano in Serie B. Vi dicevo, un gol arrivato nel momento di massima sofferenza del Sassuolo, letteralmente schiacciato dal Varese, e il Varese esattamente al 36esimo ha fallito nella maniera più clamorosa il gol del 3-3, iniziativa sulla destra dello sloveno Struma, un cross perfetto per Ebagua, liberissimo all'interno dell'area di porta, dormita da parte di Bianco che nel frangente doveva marcarlo più da vicino, molto più da vicino a dir la verità. Fatto sta che Ebagua era liberissimo all'interno dell'area di porta, colpo di testa, si è girato, veramente sembrava gol fatto, erano saltati già in aria i tifosi, in piedi i tifosi del Varese, ma il pallone è terminato incredibilmente sul fondo con Pomini battuto, in quanto la conclusione di Ebagua era veramente non più di 4-5 metri dalla porta del Sassuolo. Eusebio Di Francesco ha tolto un altro attaccante, appunto Berardi, inserendo Frascatore, quindi rinforzando ulteriormente il centrocampo. Ora l'unica punta di ruolo è Pavoletti, ma Pavoletti da centravanti puro è riuscito a trovare un gol fantastico che ha dato puro ossigeno al Sassuolo. 43 minuti di gioco nel corso della ripresa, Varese 2 Sassuolo 4, Lina Grosseto. Ora attenzione, il limite dell'area di rigore. Gol di Zecchin su calcio di punizione, 3-4 ora il punteggio, il Sassuolo conduce 4-3, una partita fantastica qui allo Stadio Ossola. A te. Varese. E proprio in questo momento è finita una meravigliosa partita, ha vinto il Sassuolo per 4-3, ricordiamo il gol del Varese di Zecchin al 48esimo, Zecchin che al 45esimo aveva colpito una traversa, sempre su calcio di punizione. Lina D'Ascoli, credo. Sentiamo allora Varese, la partita raccontata da Barchesi, bellissima a quanto pare, ha vinto il Sassuolo, sentiamo Massimo Barchesi. È proprio così Filippo, partita meravigliosa, ha vinto il Sassuolo 4-3, credo che questa è la vittoria promozione per il Sassuolo, perché è arrivata nella maniera più difficile, di grande sofferenza, con il quarto gol di Pavoletti in inferiorità numerica, con il Sassuolo a soffrire con un solo attaccante di ruolo. Il Varese, tanto cuore in campo nel secondo tempo, ha gettato al vento l'occasione di portar via almeno un punto con la clamorosa palla gol fallita da Ebagua, che poteva essere il gol del 3-3. Un Sassuolo che ha reagito alla stragrande dopo la sconfitta sconfitta casalinga, la prima in campionato contro l'ultima in classifica, il Grosseto. Dunque il finale allo stadio Franco Ossola, Sassuolo batte Varese 4-3 e Sassuolo che conserva 11 punti di vantaggio sul Verona in terza posizione, e naturalmente aspettiamo il risultato di Livorno Regina. Te Filippo Corsini.